voi siete preoccupati per i possibili scenari che si stanno prospettando dal punto di vista politico? Ma certamente la stabilità politica è fondamentale per consentire al nostro Paese di non rivedere un allargamento dello spread che incide sul costo del denaro per le banche e di conseguenza per i nostri clienti. Nella misura nella quale lo spread scende, ovviamente le nostre imprese hanno più capacità di competere a livello internazionale e quindi di riprendere a creare occupazione e così via. Ci sono piccoli segnali di ripresa, comunque segnali di ripresa, specie a nord-est, alcune realtà industriali che hanno vinto la sfida con la crisi. Lei è fiducioso? Ma bisogna essere fiduciosi, quello che è fondamentale è sapere che la ripresa non è un qualcosa che ci verrà regalata, dobbiamo essere capaci di coglierla continuando appunto sulla strada del risanamento del Paese da una parte e della ristrutturazione delle imprese dall'altra per riuscire a conquistare nuovi mercati. Entro l'anno la ripresa maturerà in qualche misura o no? Ma un certo cambiamento di segno c'è già stato, perché quindi è fondamentale. Non penso che vedremo il segno più nel corso del 2013, sarà nel 2014, trimestre su trimestre, però vediamo dei miglioramenti. E Telecom? Cosa può È una società telefonica. Immaginassi Anche perché ce n'ho già abbastanza con Monte dei Paschi. i vostri problemi appunto come Monte dei Paschi rispetto al nord-est invece. Ma nel nord-est ricordo che per noi è l'area più importante del paese come dimensionalmente, certamente è un'area che ha avuto un andamento economico molto difficile perché abbiamo un tessuto fatto da piccolissime imprese e in questa crisi sono quelle che più hanno sofferto, quindi vediamo un andamento dei crediti che non performano più alto che in altre aree del Paese. Penso che il fatto che la Germania, avete visto che la Germania nell'ultimo trimestre ha ripreso un trend di crescita importante e in genere il nord-est ne beneficia immediatamente perché è un'area del Paese molto esposta verso la Germania e verso il centro-est Europa, quindi anche qua speriamo che le cose tendano a mettersi su una strada di più positiva di quanto non abbiamo visto negli ultimi anni. Essendo la sua sensibilità, mi aspettavo che domenica o lunedì lei rispondesse in qualche misura al Papa, no? Al discorso sulla finanza, a proposito di temi anche di questa sera della globalizzazione, che al centro ci deve sempre essere la persona. Penso sia assolutamente un elemento fondamentale, quindi più che rispondere bisogna riflettere. Sono d'accordo, anche se si potrebbe dire che chi fa questo mestiere purtroppo fa un mestiere, siamo immersi nel denaro, se uno così volesse dire, nel senso che le banche intermediano poi più che il denaro il futuro dei nostri clienti. Sono convinto che sia corretto, sono anche convinto che solo imprese sane riescono a creare occupazione, quindi il problema è come riuscire ad avere crescita essendo imprese sane.